È una lottatrice Manuela Turette, quando parli con lei respiri il suo ottimismo. Il suo papà Renato ha soli 67 anni, se l'è portato via il Covid, poche settimane dopo il suo amico Adriano Trevisan, nel marzo 2020, le prime vittime della pandemia in Veneto. Manuela a giugno di quello stesso anno ha iniziato a lavorare in questa piccola enoteca che una coppia stava aprendo a Teolo, una manciata di chilometri da Vo, e adesso spera di ripartire sul serio. Rispetto a prima siamo felici di non chiudere, diciamo le restrizioni prima erano alle 6, siamo ben felici di chiudere alle 10, ecco, un po' più di respiro. La gente ha voglia di uscire e ci sta, ecco, insomma. Le belle giornate stanno arrivando, si spera, anche se siamo partiti con la pioggia, però abbiamo speranza, ecco. Alla spiaggia il nome del locale che diventa un simbolo di quel coraggio che da queste parti non è mai mancato. Si torna a pranzare fuori nella pausa, si torna anche al rito dell'aperitivo la sera. Anche la sera per gli aperitivi che diciamo in zona nostra gli amici si trovano sempre comunque alla sera, è fra virgolette un rito, ecco, diciamo, per fortuna. E quindi diciamo che nel peggio non ci possiamo lamentare, ecco, della situazione. Adesso si confida nell'arrivo serio della primavera. Il fine settimana è quasi alle porte e in fondo un po' di festa ce la meritiamo. Poi sempre il tempo purtroppo con queste restrizioni che si può usare solo all'esterno del locale, quindi speriamo ci sia un raggio di sole.